Noi siamo i numeri uno per la sanità e questo significa che i cittadini quando entrano in ospedale da noi vengono curati. Questo è un grande valore. Dall'altro ci opponiamo alla proposta del governo di pensare di mettere il ticket su chi va in ospedale, il che significa trattare l'ospedale come un albergo. Questo non rientra nella nostra filosofia, per cui ci metteremo di traverso con tutte le nostre forze. Carico, propositivo, in gran forma. Un Luca Zaia tirato al lucido annuncia che punta a riorganizzare le aziende sanitarie in modo più snello e meno dispendioso e lancia il guanto di sfida al governo contro il ticket per entrare negli ospedali. A Vicenza oggi è giorno di festa. L'ospedale San Bortolo entra nell'orbita mondiale dei grandi centri della cura dei tumori e inaugura il robot radiochirurgico uscito dal futuro, CyberKnife. È un acceleratore che serve per trattare le patologie maligne e benigne entro un certo limite, i neurinomi dell'acustico, le patologie del fegato, del rene, del pancreas e anche della prostata, e quindi fino a poco tempo fa certe patologie inoperabili rimanevano tali. Adesso con questa macchina abbiamo la possibilità di trattare e di guarire. Con CyberKnife Vicenza diventa un polo di riferimento a livello mondiale per la cura dei tumori. Quello che nasce è un robot capace di guarire in modo assolutamente non invasivo malattie fino a oggi incurabili. Quando è nata nel 2003 qui abbiamo installato la prima macchina, era la prima in Europa e 3 al mondo. Adesso siamo assieme a San Francisco i 2 ospedali al mondo a averne 2. Un robot da milioni di euro che Vicenza ha preso in leasing e che si ripaga grazie alle prestazioni fatte ai pazienti che arrivano da tutta Italia e dall'estero. È una macchina che non solo è un salvavita, ma che è una macchina che non ci costa niente.